Anche quest'anno Chioggia diventa protagonista della manifestazione Sette Mari. Presentata dalla Marina Militare e dal Circolo Nautico, Chioggia gode del patrocinio della Regione Veneto, del Comune di Chioggia, del sostegno della FIV, Federazione Italiana Vela, e del CONI. Per 10 giorni, dal 10 al 20 di ottobre, si terrà una serie di eventi che vedranno la nostra città in simbiosi con il mare e con la Marina Militare. Giovedì 10 ottobre la manifestazione prende il via con la fanfara della Marina Militare che si esibirà nel tardo pomeriggio all'Auditorium San Nicolò. Il giorno dopo sarà la nave Chioggia a giungere al nostro porto. L'inaugurazione vera e propria dell'evento sarà sabato 12 alle 10 a Palazzo Grassi. Si avrà modo di ascoltare il messaggio del comandante della nave Vespucci e di assistere alla consegna della targa per i 75 anni del Circolo Nautico Chioggia. Seguiranno convegni, regate, dimostrazioni di vela e premiazioni, oltre alla posa di un'ancora presso l'Istituto Righi. Tra i tanti eventi di contorno che arricchiranno queste splendide giornate all'insegna dell'amore per il mare anche la mostra del pittore della Marina Alan O'Mill, l'esposizione dei modellini di Arsenale di Michele Padoan e quella dei modellini di Faro di Aldo Cappelletti. Ci sarà modo di ricordare il 75° anniversario del Circolo Nautico Chioggia che negli anni ha forgiato campioni di tutti i livelli. È un programma di massima, molto ricco, fortemente voluto anche dalla città per portare avanti la tradizione che vede Chioggia legata al mare. AF Energia ci trovate in Viale Mediterraneo 135 a Sottomarina, da lunedì al venerdì 8.30, 12.30, 14.30, 18.30. Offriamo il servizio luce, gas, prezzo fisso, prezzo variabile, telefonia, fibra o ADSL per famiglie, imprese e condomini. Qui da noi potete effettuare anche il pagamento delle vostre bollette a una commissione ridotta di 1,30 euro.